le due. Hello, my teacher, how are you, sir? I just want to let you know I'm ready. Mr. Reggie is okay? When I arrive, I'm letting you know. Mom? Mom is with you, yes? Oh, okay, I'll be calling her like I see that it's not picking like I guess right, so I think so. It's okay, but just let her know that I'm already, okay? Thank you so much. Alright. Attenzione, ricordiamo che su questo treno sono attive le telecamere
il giorno 9 dicembre. Per informazioni consultare il sito trenitalia.com e rivolgersi alle pediatrie, uffici assistenza alla clientela di Trenitalia. Mi ricordo una volta che sono venuto sospeso per il ritorno e dovevamo andare, esatto, dovevamo andare a... cos'era? Bovolone. Sì, giù da quelle parti là perché tornavo a casa sua. E siamo stati in pullman. Ma ce l'avete messo lì? No, sì, perché alla fine la stazione aveva detto che avevano messo a disposizione il pullman. Esatto, faceva lo stesso tragitto. Però non hai dovuto ripagare il biglietto. Venerdì. Ieri un giorno che tu puoi vedere non sono nello stradone di quello mio Marco Via non lo so. sì, Credo di sì. io senza una mezzanotte No, infatti, tra l'altro,
Martedì comunque c'è stato un po' di sole durante il giorno, non c'è stato sempre il nebbia, invece venerdì c'è stato tutto il giorno la nebbia. Infatti io sono tornata a casa, ma quando sono tornata a casa io bene o male le strade, Sì, il venerdì, sì, comunque la partenza l'ho fatta tranquillamente, durante il giorno, perché dopo si è un po' di più. io no, infatti io sono tornata a casa, bene o male quell'orario lì, dopo dipende sempre da che ora vai, io sono sempre in macchina, quindi magari si ferma la colonna, se sei in fila, bene o male segui, vai piano e segui. Tornare magari un orario in cui non passa più macchina, che è brutto, sei solo e... Sì. Io vedevo la macchina dall'altra parte, cioè quando era sul fianco, Invece giovedì che c'è stato un incidente in autostrada, c'è stato un incidente in autostrada, devo trovarmi a Semmelifaccio con mio papà alle 5:20, sono fermata a Semmelifaccio che erano le 6 meno un quarto, traffico che non si sa, all'altezza della Grena, bellissimo a Sambo. la settimana prima ho trovato un sito che fosse scontato, quello di comunisti. L'hai beccato? Anch'io? Ho detto c'è la gente, ti sembrava la fine del mondo perché c'era la gente in coda dove c'era la mia corsia, a un certo punto si stufava, ma faceva inversione di marcia, Tornava indietro. no c'è stato un po' di alla fine, la gente non è diventata che non devo fare, altre città non le potevo fare, ho detto arrivo fino alla fine, arrivo finalmente tipo dopo mezz'ora di colonna, faceva la rotonda, c'erano le polizia statali subito, ho bloccato in una schiera di tutti usciti in camion, ci hanno fatto uscire perché a sto punto, guardate che ho detto ma no, e mi sono trovata lì, invece la città d'oro, Sì. come lo fa fare dopo un'ora, ero ancora lì, e ho detto, col cavolo che si vado adesso mi sta. No, ma infatti, ma anche a me è capitato tante volte, la prima volta che l'ho fatto. C'è un po' di... Sarà la salsa quarta volta che mi ritrovo nel giro di... No, sì. Fermi in mezzo alla rotonda e bloccano tutto perché poi tu non riesci a... Solo da lamentarsi delle strade, perché sono che le rovinano. Infatti, io mi ricordo che quella mattina lì ero partita anche presto e ho detto dai che stiamo finendo presto. Non ne sono arrivata. Ma anch'io stessa cosa. Se tu arrivi a Vabbè, niente. Come quella volta che avevano asfaltato la strada, avevano chiuso, e allora mi ricorderò sempre una volta lì perché sono stata veramente, sarei stata a la macchina e avrei stroncato qualcuno, perché mi sono fatta mezz'ora di colonna per poi arrivare in fondo. No, ok, perfetto, io se dopo ritorno sono lì ancora presi, li prendo io tutti e due, ecco, sono a posto. sì, certo. Vedi che c'è scritto tutto, nome passeggero al dritto, accidente, Ok, grazie intanto. Sì, per il ritorno facciamo così, li pago io tutti e due. Sì, alla fine praticamente mi hanno fatto deviare per il centro dei paesi per arrivare comunque con un'ora di ritardo. che cosa? C'era uno che conosco che era palestra, Perché non è solo quelli che fanno inversione di marcia, dico... piuttosto di stare lì. Invece io ero curiosa di vedere cosa cavolo c'è, vedere come persone che vengono a aprire e poi... No, ma alla fine io arrivo che non c'è mai niente di che. come sta? Dai! Però non ci sono andata. Per vedere il panorama di quello che vedo. No, era un po' alta, cioè non era altissima, però no, fatto
vertigine, mi viene proprio l'ansia, il campo. Anche perché erano un po' instabili le seggiovine e quindi... Sì, anche oggi sono stati adesso le 2, sta arrivando gente. Sì. Se vai troppo, se ho ancora voglia, se stanche, se voglio fare un giro, non tornate, Alla fine fanno la cena della palestra venerdì. ah sì, io la cena di quelli del corso dell'università, vai? Non senso. Sono sincera, cioè costa 25 euro per carità, però mi sembra che era lì giù da Ponte, cioè tu vai su a Baldaria, lì giù non so se l'hai mai notato, e c'è un ristorante, secondo me Lanterna, cioè tu vai per andare verso l'Unico da Casamiglia, c'è il ponte. Ah, ok, sì, sì. Proprio lì giù dal ponte c'è un ristorante lì, tutto lì, sulla destra, e lo fanno lì praticamente. 25 euro per 2 primi. Ma era solo per il corso? No, no, per la palestra, tutta la palestra. Nella Verta ci no? Non mi ha detto niente, penso che loro ci vadano. Sì, Loro ci andranno, ma non mi ha chiesto appunto se ci vado. sabato e oppure no. domenica Ci sono via. Asiago. E io infatti penso di non andarci perché a me aveva chiesto la Gloria. Mi aveva detto la Gloria, mi fa, tu vai a cena la palestra, mi fa, guarda, lei mi fa, guarda, se tu vai io vengo, ma io non ci andrei. Mi fa anche lei perché quello che hanno offerto non è tanto, cioè 25 euro sono tanti per quello che ti danno, anche perché di secondo ci sono due primi, c'è un risotto e le tagliatelle con l'ana, poi ci sono gli spiedini grigliati, carne e verdure, sono gli spiedini di secondo, i dolci. Sì. Infatti guarda, mi fa, guarda, io per 25 euro, cioè per mangiare lì quella roba lì. Se no, vero? Infatti adesso vi ho visto e chiudo la Io portando la cena dell'università, mentre solo per la risata dove assolutamente parliamo. Sai che abbiamo ancora vicino di vita. Infatti la bamba di gelateria, sulla bella, che c'è una lì ad Arcole. Ah no, andiamoci anche a Verona. Ok. Andiamo lì a Verona perché sono Ah sì, scusa. Sì, sì. Scusa. Ma mi sa che lì era 20 euro e poi e la birra all'infinito. Non so come. Però sì. Una volta sono andata a mangiare le tigelle, alla tigella bella, però non a Verona, no, un altro posto ancora, verso la bassa. Sì? Io ho provato quello di Diana, quello Sapoli, e questo qua perché è la stessa pratica. Tra l'altro io venerdì non ho neanche la macchina perché mio papà deve toccare a fare il tagliando. Quindi dovrò lavorare con le macchine dei miei e spero che pomeriggio me ne riporti a casa. Guarda, ti capisco tanto, guarda, che ho problemi delle mie, sono tantissimi. Mi sembra che anche la stessa la venuta fuori dagli stili. Io sono sincera, ti sarei andata anche un po' con la compagnia, ma se posso poi sono sincera anche no. Anche ieri sera mi è venuto un po' nervoso perché ero arrabbiata perché guarda, esatto.
No, ma soprattutto perché allora evito di dire prima Esatto. cerco di farli invitare e Solo io non ho detto, cioè già parlando di dirlo, cioè mi sembra intenzionato davvero. e poi io mi ricordo comunque l'anno scorso a questo tempo pur di andare via, cioè nel senso che pur di trovarci e andare via, andavo sempre via. L'anno scorso mi sono tirato fuori tante scuse, tante storie. Compleanno, suo cugino, ecco suo cugino a sto tempo l'anno scorso ha fatto lo stesso per il suo compleanno, il moroso di suo cugino. Volevo capire lei se è a posto così. Poi mi sentiva si stava Si vede che loro trovano poi il capisco quando arriva l'estate cioè tutto settembre che ci sta una volta che semplicemente inizia a stare male a avere i mal di testa per poi stare caldo Siamo in arrivo a Verona Porta Vescovo. secondo me un piccolo prova il tempo sopravvivere basta ma poi sai poi, secondo me le si vedono sempre dopo, comunque si vedono sempre in palestra, o di qua o di là. Però anche, cioè, anche se fossi lui, per quanto per carità sono tanti amici, ma No, veramente. non so se mi piacerebbe tipo se dovessimo reggere No, si è levato a prima Porta così. Vescovo adesso. Uscire, No, ma comunque sempre. è andata lì, sono venuto su senza niente, ma senza problemi comunque. Dopo sono montato lì, ho fatto il biglietto e ci ho messo un attimo. Comunque, Un po'. licenza ho fatto. Scusa. Sì, direi anche qualcosa Ma di no, sempre sì, possiamo non farlo, guarda. No, ma che si Ma sono dati guarda, 5 io minuti, sono a testa lì a guardare tutti. Ovvio, è un periodo Non possiamo cancellare i in realtà. propri impegni, si va di là, quindi Lasciamo ovvio stare, che ti sono dirò un po' adesso qua, particolare, nel senso che quella cosa delle Ma feste c'è, ma qua sta andando il sole qua però. il corso di qua e di là, Là, di giù, là c'è il sole, qua no, Per invece carità, qua, ci sta. c'è l'India giù di qua sicuro. però No, no, assolutamente. Sono montato di Vicenza e ho fatto il pollo, sono montato su quello. Ho un viaggio di 5 minuti, dai. No, ma qua stanno due il sole, qua c'è vento e qua si sta nuvolando. Sì, ma qua si sta nuvolando qua. Cazzarola. Cioè, se andavo a Venezia si sono così. Ormai è andata. Vabbè dai, ci vediamo stasera. ma infatti, ma guarda che La pizza la mangiamo alle 8:30, così torna alle 8:20. Cioè no, prima c'è il tram alle 8 e si 9, accumula, c'è dopo il pacco del ci mettiamo 10 compleanno. minuti. Alle 8 e 20 arrivo. Cioè a meno che se non cambio programma, magari prendo quello di un'ora prima, dipende adesso da come va qua, perché Ma io infatti non so come quello è che mi sì, dispiace ti solo diciamo perché casa comunque, vado a casa, perché c'è il treno delle 7:21 o delle 6:21, cioè Vabbè, se prima. quello facciamo sono io. No, non è che si scusate di no. O 6:21 prendo, tanto uguale. vivo quando sono visto Perché dopo stato siamo faccio fare morire fa passare il freccia. E che dopo abbiamo fatto e abbiamo fatto tanto per fare Vabbè, ma sono qualcosa arrivato, per dai, qua è solo andato per- via qua, sì, bello esatto, schifo. poteva anche non far niente, Là c'è il sole, là sconosco, poi, sì. esatto, ci siamo trovati pareva. al tuo compleanno Sempre e hai così. tirato fuori la storia che non si è andato sul giusto e Andrò a Venezia la prossima volta, faccio viceversa, faccio. A buona ciao stasera, ciao caro, l'importante è ciao. che qualcosa. Sì, dai, ciao, 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 ciao. beh scusate che quando sono uscita con la Giulia visto che mi sono fatto con la Giulia come quella mi è sembrata un po' dai pochi
dimostri le cose nella realtà, nel suo livello. Perché anche con lei non so da quanto tempo si vedeva, Sì, quella marzo, vai a raccontarci delle cose Ma infatti e ti se dico, le racconto a te, lei nel modo in cui voglio raccontarle, poi non è che mi sto lì a ripetere, ma guarda, a me si ti perde dico, un po' questo dimostro. infatti a me dispiace, mi arrabbio anche perché fatta in sera mi avevo salito nervoso, ma non tanto per non essere uscita, non dico di quello, ma proprio per il fatto che, cioè, allora, evito di dire certe cose prima e poi, comunque, anche se non la cerco, ma a volte lei proprio basta. Fino all'anno scorso non era così, e quello che mi dà fastidio, se penso le cose di un anno fa, che era sempre lì, pronta ad uscire, di qua di là, andiamo su, andiamo di qua di là, di su, di giù. Infatti l'anno scorso è stata una rivelazione, adesso è la conferma di quello che penso. Vuol dire che lei quando trova qualcuno si grappa, basta. Non funziona così secondo me. Leggermente uccide il pecore, poi fa da del pane per mangiare e secondo me fa mangiare Dico per lei, cioè perché onestamente è anche lo stesso, io penso per lei, non le converrei. Se dovessi tornare, noi siamo anche tranquilli, se dovessi tornare, saremo lì pronti ad accoglierla, cioè ci darebbe scontato. Purtroppo sì. Ma ti dico, allora capisco anche io tante cose, tanto il fatto che criticava tante le persone, ma se si guarda a questo punto prima lei, il fatto che diceva che non aveva tante amicizie di qua e di là, ora capisco perché. Non che è colpa degli altri, se anche tu non fai niente vuol dire che non te ne frega anche niente. Perché comunque sa che diceva anche che andava fuori con la guerriglia, basta, e poi dice su anche tanto Francesco, a suo cugino Rocci è andata fuori un'estate insieme, e quando è stata un'estate intera, scusa, quando dopo si era mollata con la guerra. Secondo me sì, io spero cioè nel senso, a me fa a me dà fastidio, mi dispiace per questo, perché io la considero una mia amica, cioè quello che mi dà fastidio e mi viene nervoso anche vedere una cosa così, perché se io ci sono affezionata, ci sono a voi, vedo che comunque da parte vostra non c'è interesse in niente, io ci rimango anche male, ma vuol dire che se lei non ci rimane male, non ha voglia di sentire, non ti scrive mai come stai, come è stata, come fatti, di qua e di là, di niente, se fai gli affari suoi, ma va. Che gioca tutti i giorni, ti giuro, è una cagata di mamma, cioè nel senso non ha un però di quello che mi ha fatto un certo punto, ti interessa, allora immagino di dire che siamo proprio in quei livelli di misery, Stiamo chiudendo la terra. e dopo l'aperitivo, se andiamo a Colombia e perché non so, mangiamo a casa, quindi io faccio come ti è organizzata, perché ho detto ai miei che posso sapere, vediamo dopo, o nel senso, ogni caso non giochiamo qualcosa, facciamo più di senza più. No, se fosse un orario decente, perché anche la settimana scorsa anche lì, cioè, ho detto vabbè, tutto quanto, se avessero avvisato prima ci saremmo magari organizzate, poi sinceramente mi era calata anche la voglia di andare fuori su, sinceramente, ma l'avevo anche detto perché ho visto che venerdì sera ci aveva richiesto, poi io Ma lei stava male, ma quello che cosa no, Pippo aspettava un pochino, cioè, ci diceva dopo, perché la prima ha fatto festa. E dopo la Greta ha detto che stava bene, non so neanche, non ha mai risposto ai messaggi, tra l'altro lei. Sì, ha risposto in gruppo per... Esatto. Poi alla fine vabbè. Sì,
Infatti io l'avevo chiesto perché ho visto che comunque venerdì aveva scritto se ci trovavamo e ho detto vabbè, dato che venerdì aveva scritto così, io propongo per domenica se si può fare qualcosa. Sì, perché poi è bello, si passa per il tempo che... Io ho detto, caspita, non voglio uscire. Ma infatti anche a me farebbe, infatti anche a me piacere andare fuori domenica, È bello fuori c'è sfruttare qualcosa. perché c'è del tempo. Esatto. Sì, anche domenica prossima. Poi adesso in queste vacanze, dal 21 fino a 6 sono in vacanza. Ovviamente devo studiare per non iniziare a studiare l'ultimo esame. Però tipo, sono seconda questa dal lunedì al sabato studio. Venerdì, sabato e domenica sia e il pomeriggio tutta la domenica me la tengo con la scuola. Sono vacanze. Io sarò a casa quei giorni di festa, ma penso di andare a lavorare invece il giorno Dal 24 siamo 4 lunedì. esatto, lunedì andrò a lavorare. Così. Roma Ahead, with scheduled departure at 14:52, with a delay of 9 minutes, reach at 97:31 to Venezia Santa Lucia, with scheduled departure at 15 minutes, Velocity 86 to Brennero, with scheduled departure at 15 to